Ladri acrobati saliti sul tetto della Diesel di Renzo Rosso a Breganze si sono impossessati di decine di jeans per 100.000 euro. Un colpo grosso da professionisti, il più eclatante in una escalation del crimine che nella notte nel Vicentino ha registrato anche i 20.000 euro di bottino in un negozio di abbigliamento depredato a Valdagno. L'inseguimento in auto e gli spari in aria dei carabinieri a Thiene per arrestare 4 giovanissimi, tra i quali un minorenne, che avevano appena derubato di sigarette gratta e vinci una tabaccheria. La carica esplosiva, prima dell'alba, a Barbarano, contro il bancomat di un credito cooperativo. Nel veneziano intanto continua la caccia alla banda che ha assalito le ville di Giuseppe Stefanel e Guido Schiavon a Jesolo, togliendo la serenità a 2 famiglie. Un po' meglio. Un po' meglio. Sta cercando di dimenticare un po' la serata. È difficile. Come sta, signor Guido? Si era parlato di un malessere? Sì, ma un po' meglio anche lui. Un po' meglio. Avete avuto conforto o rimanete a casa da soli? No, abbiamo gente. Considerate le modalità, stiamo parlando di malavita probabilmente anche improvvisata per l'occasione. Stiamo lavorando, come ben sapete, da oltre un mese sull'intera provincia, ma non abbiamo dimenticato neanche il territorio iesolano. Continueremo in questa direzione e ce la metteremo tutta. Davanti all'aumento di furti e rapine in casa, questori e comandanti predispongono più controlli anche lontano dai capoluoghi. In concomitanza delle feste del Natale e dell'Anno Nuovo saranno disposti dei servizi per una più incisiva azione di controllo del territorio, tutta una serie di controlli all'uscita dei caselli autostradali. In provincia di Belluno aumentano i furti nelle abitazioni al punto che oggi tutti i sindaci hanno incontrato in un vertice il prefetto Giacomo Barbato. La politica, per voce di Luca Zaia, ha chiesto la militarizzazione del territorio e poteri speciali alle forze dell'ordine. Ma come sarà possibile rinforzare i servizi, si chiedono i sindacati di polizia, se il governo continua a tagliare le risorse alle forze dell'ordine? Tagliare indiscriminatamente il comparto di sicurezza è un atto scellerato e che nuoce solamente ai cittadini. È un'azione demenziale di persone che dovrebbero cambiare mestiere, non fare i governanti.